Buongiorno a tutti, buongiorno a tutto il mondo, napolitana e amanti di Napoli e della sua lingua da ogni parte del mondo, emigranti, turisti. Voglio, io mi chiamo, piacere di conoscervi, mi chiamo Umberto, tengo a tenera età i 58 anni e mi piace le lingue. Ho viaggiato tutta la vita mia, ho fatto almeno una ventina d'anni di carriera in coppia di vapore a navigare. Poi ho deciso di ritirare una decina d'anni fa. Ho trascorso a Bellezzi 3 anni in Inghilterra, ho cambiato completamente la vita mia. Ho faticato in ospedale come caregiver, come dicono nell'inglese, caregiver. E poi ho stato recentemente, ho faticato un par d'anni in Francia, in da Savoia, in coppa all'Alpe francese, che meraviglia, bellissima. A dire la verità, Napoli sta in do cuore, parlare un napolitana, la lingua napolitana è un'esperienza spirituale, partire dalla poesia, dall'arte, dalla letteratura, dalla musica. E, io capisco che è pure difficile a comprendere esattamente tutte quelle piccolezze, no? Tutte quelle accenti, quelle differenze con l'italiano. Però un napolitano è un'insalata, è un mix di influenza addirittura l'araba o francese o spagnola. In da lingua napolitana trovate tutti questi ingredienti linguistici ed è proprio questa la bellezza, perché è un po' come la musica napoletana. E quindi la lingua napoletana, dicevo, è un'esperienza. E non perché sono napoletano, chiaramente è il mio orgoglio, però veramente la lingua napoletana è meravigliosa, è una di quelle lingue che ti eleva lo spirito, ok? And Neapolitan is something that keep your spirit alive. You know, it's an amazing spiritual experience. It's not only a language. So I really would like to be the one to accompany you, to carry you on in this amazing language journey. So I wait for you and on a talkie and take care. Ciao a you, Ceverim, state buona. Goodbye. Ciao.